Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia e buona festa dell'Epifania. Le principali notizie. Il massacro di Naro, ultimi sviluppi delle indagini dopo il fermo del giovane romeno. Secondo gli investigatori si è trattato di un doppio femminicidio al culmine di una serata piena di violenza sessuale e abuso di alcol. L'emergenza rifiuti a Palermo. Il comune prevede 159 assunzioni nell'azienda di raccolta e il ricorso ai privati, ma è scontro con i sindacati sulla lotta agli imboscati. L'epidemia di influenza, vaccinarsi subito, invitano i medici contro i sintomi, cautela e antivirali, niente antibiotici. Raccomandate anche le mascherine, non decolla la campagna per le vaccinazioni. Palermo, 44 anni fa la mafia uccideva il presidente della regione Piersanti Mattarella. La premier Meloni, l'Italia onora la sua memoria, il governatore Schifani, l'obiettivo è cambiare la Sicilia. Nel pomeriggio a Palermo, marcia per la pace. Vento e pioggia guastano in diverse zone della regione il weekend dell'Epifania. E nei prossimi giorni è previsto ancora maltempo e freddo, con un brusco calo delle temperature. Tromba d'aria e grandine poco fa a Siracusa. Manifestazioni e feste pubbliche in occasione dell'Epifania. A Siracusa la Befana dei Vigili del Fuoco. A Catania comune aperto ai cittadini per la Befana della Felicità, dedicata soprattutto ai bambini dei quartieri di periferia. Il fascino senza tempo dei presepi, oltre 2000 persone ad Agira per la rappresentazione della Natività nel castello medievale. Calcio, riprende il campionato di Serie C, il Catania domani cerca continuità a Crotone dopo la vittoria di Benevento, il Messina attende in casa il Cerignola. Bentrovati, eccoci a Narno. Come dicevamo ci sono nuovi sconcertanti sviluppi. Intanto cominciamo a vedere con Davide Sardo le prime fasi delle indagini subito dopo il fermo del giovane romeno. I carabinieri hanno arrestato Omar Edigar Nedelkov, 25 anni, rumeno, residente a Naro. Nella tarda serata di ieri è stato raggiunto da provvedimento di fermo. La procura di Agrigento gli contesta i reati di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L'uomo, difeso dall'avvocato Diego Giarratana, è sospettato di essere l'autore del duplice delitto avvenuto poco prima dell'alba nel centro del piccolo borgo dell'Agrigentino. Il giovane rumeno, alle prime ore del mattino di venerdì 5 gennaio, avrebbe telefonato al 118 e Vigili del Fuoco per soccorrere due donne. Al termine dell'interrogatorio, dove ha negato di aver ucciso le due connazionali e si è poi avvalso la facoltà di non rispondere, Edigar Nedelkov è stato accompagnato al carcere Pasquale De Lorenzo di Agrigento. I carabinieri e i magistrati si sono avvalsi ai video di alcune telecamere di sorveglianza e di reperti sequestrati nei luoghi dei delitti, tra alcuni accessori, una tracolla e un mozzicone di sigaretta. Teatro del massacro è stato prima dell'alba il quartiere Sant'Erasmo dell'omonima chiesa. Maria Rust, 54 anni, residente in Vicola Veni, è stata scoperta carbonizzata dentro casa, devastata da un incendio. Zelia Zarnescu, 58 anni, residente in via Vinci, poco distante dal Vicola Venia, è stata rinvenuta cadavere in una chiazza di sangue dilaniata da tante coltellate. Le due donne si sarebbero conosciute e avrebbero avuto le stesse frequentazioni. Il duplice omicidio sembra maturato in un contesto di degrado e scaturito da un episodio accaduto durante un festino ad alto tasso alcolico. Oggi all'ospedale di Agrigento sarà disposta l'autopsia sui cadaveri delle donne. I RIS di Messina arriveranno a Naro lunedì per ulteriori accertamenti nelle due case. Sempre lunedì mattina il giovane accusato del duplice omicidio verrà sottoposto all'interrogatorio per la convalida del provvedimento di fermo. Omar Edigar Nedelkov nel recente passato era stato accusato e indagato per furto e per aver appiccato un incendio ad una serra di un'azienda agricola dove lavorava. E poco fa, come dicevamo, si sono appresi nuovi e agghiaccianti particolari ricostruiti dagli investigatori. Si tratterebbe nei fatti di un duplice femminicidio. Il romeno, in forte stato di ebbrezza, avrebbe molestato la prima vittima,
una volta cacciato di casa, si sarebbe recato dall'altra donna e forse la seconda vittima ha subito un abuso sessuale ed è stata quindi assassinata. A quel punto il romeno sarebbe tornato dalla prima vittima trucidandola con ferocia inaudita. Tutto questo sarà ulteriormente ricostruito dagli investigatori e riferiremo naturalmente nel corso delle prossime edizioni. Adesso voltiamo pagina, un piano straordinario del Comune di Palermo per uscire dall'emergenza rifiuti. Previsto il ricorso ai privati, 150 assunzioni a tempo determinato, ma è scontro con i sindacati sulla lotta agli imboscati nell'azienda di raccolta. Manlio Viola. Ricorso ai privati per fronteggiare le emergenze e le carenze durante le feste nei periodi critici, un piano di 150 assunzioni, solo una parte di quelle totalmente previste, ma legato ai risultati economici dell'azienda e tempo soltanto fino a giugno per risolvere tutte le criticità. Il Comune di Palermo tenta di correre ai ripari nel disastro RAP, l'azienda della raccolta dei rifiuti che non riesce a tenere la città pulita. Ma nel farlo attacca i lavoratori che 48 ore fa hanno deciso la disdetta degli accordi sindacali siglati da qualche settimana che prevedevano doppi turni e straordinari, sempre su base volontaria, con incentivi economici precisi. Il sindacato ha deciso di scendere dall'altalena e dice no alla colpevolizzazione dei dipendenti che non possono essere obbligati agli straordinari e si chiude a riccio chiedendo al comune di saldare 40 milioni di euro di arretrati all'azienda e all'azienda chiede di procedere alle assunzioni senza più scuse. Ma dopo il tavolo tecnico di ieri il comune non ci sta e attacca la scelta. Da parte dell'amministrazione comunale, di concerto con il sindaco Roberto Lagalla, vi è una preliminare condivisione affinché RAP possa procedere in breve arco di tempo al reclutamento a tempo determinato, dice soltanto di 150 unità tra autisti e operatori, sostiene l'assessore Alongi. In ogni caso, nel perdurare dello stato di emergenza in città, il tavolo ha autorizzato RAP a ricorrere ai privati. Ma userà il pugno duro il comune con i lavoratori e chiede all'azienda di procedere alle visite mediche per il personale fin qui dichiarato inidoneo al servizio delle proprie mansioni in strada. Di fatto è lotta agli imboscati. L'assessore parla solo di un lieve ritardo nei pagamenti da parte del comune che non può giustificare la disdetta degli accordi sindacali, una scelta che arreca danni alla città, dice ancora. Si apre dunque un fronte di scontro diretto che non prelude a nulla di buono. A Trapani, dopo settimane di polemiche, si riduce la zona rossa coinvolta nell'inquinamento idrico. È stato revocato il divieto di utilizzo dell'acqua in molte vie inizialmente interessate dalla presenza di batteri. Il sindaco Tranchida ha aperto anche ai ristori per coloro che, non ricevendo l'acqua dalle autobotti comunali, sono stati costretti ad acquistarla dai privati. Sono previsti quindi rimborsi e sgravi della bolletta. Incubo influenza, parola d'ordine vaccinazione. I medici invitano alla prevenzione e alla cautela anche nell'utilizzo di farmaci, consigliati gli antivirali, non gli antibiotici, e tornano di moda le mascherine. Tonino De Mana. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Parola d'ordine, vaccinazione e naturalmente accorgimenti necessari per fronteggiare un'altra emergenza sanitaria. Frena il Covid, ma è l'influenza a picchiare duro con oltre 1 milione di italiani a letto tra Natale e Capodanno. Un bollettino di guerra che annovera anche vittime giovani e senza patologie, caratteristica della H1N1 influenza suina che nel 2009 nel mondo fece 250.000 morti. Quest'anno il virus dell'influenza è particolarmente virulento e anche contagioso, quindi molto diffusivo. Voglio sottolineare un concetto fondamentale, che è quello della vaccinazione, che riguarda i soggetti over 65 e i soggetti fragili. Ma come difendersi dall'influenza? La terapia ovviamente è una terapia sintomatica che si basa sull'utilizzo di antipiretici, antinfiammatori, del paracetamolo. L'antibiotico è inutile. Sono oltre 60 le farmacie a Catania e provincia dove è possibile effettuare la doppia immunizzazione al Covid e all'influenza, ma la campagna vaccinale non decolla. L'informazione c'è stata, naturalmente noi vediamo da un periodo drammatico come quello del Covid, dove l'obbligatorietà ha a volte creato incomprensione da parte della gente. Probabilmente ci può essere stato anche un effetto contrario a questa precedente attività che ha indotto le persone un po' ad allontanarsi da questa pratica. Il picco dell'influenza deve ancora arrivare ed in Sicilia, contrariamente al settentrione, dovrebbe registrarsi tra fine gennaio e inizio febbraio, praticamente i giorni di Sant'Agata. Palermo, 44 anni fa la mafia uccideva il presidente della regione Piersanti Mattarella.
Oggi il giorno del ricordo in via Libertà, il luogo del delitto, autorità civili e militari hanno deposto le corone, la Premier Meloni, l'Italia onora la sua memoria, il governatore Schifani, l'obiettivo è cambiare la Sicilia. Marco Cullà. Quello di Piersanti Mattarella non è stato solo un omicidio di mafia, ma anche un omicidio politico. Parole dure, forti, sono quelle dell'ex presidente del Tribunale di Palermo e oggi sostituto procuratore generale in Cassazione Antonio Balsamo. Parole che arrivano sull'inchiesta riaperta dalla procura sull'omicidio dell'allora governatore della regione, ucciso 44 anni fa, a 54 anni sotto la sua abitazione, sotto gli occhi della moglie Irma Chiazzese e dei figli Bernardo e Maria, mentre andava a messa nel giorno dell'Epifania. Sul luogo del delitto in cui venne assassinato il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, presenti le autorità civili e militari per la tradizionale deposizione delle corone in ricordo dell'allora governatore. Uomo delle istituzioni che nelle istituzioni intende finalmente affermare i principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della indipendenza delle scelte dal condizionamento di una politica asfissiante e della malavita organizzata. Celebrare la memoria di Piersanti Mattarella, che ha combattuto la mafia attraverso scelte politiche e azioni di governo, ha detto il presidente della regione Renato Schifani, significa onorare ogni giorno l'impegno per l'affermazione della trasparenza, della legalità, dell'efficienza nella pubblica amministrazione. Ci deve essere un impegno per il cambiamento della Sicilia. Ritorna tra poco su Telecolor Il Punto, il programma di approfondimento curato e condotto da Luca Ciliberti. Tra gli argomenti di oggi la sicurezza, con ospiti, analisi e sondaggi realizzati dall'Istituto Piepoli. Tra gli ospiti i parlamentari Manlio Messina, Anthony Barbagallo e Daphne Musolino. Il Punto alle 14.30 in diretta su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Vento e pioggia guastano in diverse zone della nostra regione il weekend dell'Epifania e nei prossimi giorni è previsto ancora maltempo e freddo con un brusco calo delle temperature. Francesco Triolo. La Befana per i più piccoli è arrivata di notte da cavallo della sua scopa, ma lo ha fatto anche con il maltempo in Sicilia. La fine delle vacanze natalizie infatti è all'insegna di temporali e venti di burrasca, interessate soprattutto le zone di Agrigento, Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Palermo e parte del territorio di Messina. Nelle città sud-orientali il fenomeno sarà meno accentuato. In provincia di Messina e nel versante orientale, nel catanese e nel siracusano infatti le precipitazioni saranno più blande con alcune pause. Madonie, Nebrodi ed Etna torneranno ad essere innevati. La prossima settimana invece, secondo le previsioni, inizierà con correnti più fredde provenienti dal nord Europa e l'arrivo dei venti di maestrale e tramontana comporterà un calo termico notevole anche tra i 7 e i 10 gradi rispetto alle condizioni attuali. Con il maltempo che scoraggia le gite fuori porta si potrà però approfittarne per visitare musei e siti culturali siciliani che nella giornata di domani, come ogni prima domenica del mese, prevedono l'ingresso gratuito. Dal Teatro Antico di Taormina alla Valle dei Templi ai musei regionali nelle città c'è solo l'imbarazzo della scelta per una mattinata da dedicare alle opere d'arte presenti nella nostra isola. Torniamo al maltempo. In Piazza Duomo a Siracusa in tarda mattinata è arrivata una tromba d'aria con pioggia e grandine. Poco prima delle 13 un vento fortissimo ha colto di sorpresa chi era a Ortigia per una passeggiata. Anche il gazebo dei pompieri non è stato risparmiato. Dal palazzo della sovrintendenza è venuto giù persino qualche calcinaccio che ha colpito un'auto. A Palermo un anziano di 83 anni è morto la notte scorsa nell'incendio dell'appartamento dove abitava. Sono ancora ignote le cause del rogo. Cambiamo argomento. Nel pomeriggio marcia della pace a Palermo. Il corteo, con in testa l'arcivescovo Lorefice, si dirigerà verso la chiesa di San Domenico, dove alle 18 sarà celebrata una liturgia per la pace nel mondo, per i profughi, per le vittime di ogni guerra. Ieri una marcia silenziosa si è svolta anche a Catania, come vedete, per sensibilizzare e mobilitare il mondo cattolico e i cittadini a diventare autentici architetti e artigiani di pace e fraternità. A guidare il corteo, che ha attraversato via Etnea, l'arcivescovo Renna e l'imam della Moschea della Misericordia, Kate Abdelhafid.
Il Palazzo Comunale di Catania apre ai cittadini con l'iniziativa La Befana della Felicità, rivolta ovviamente ai bambini dei quartieri, in questo caso della periferia in particolare, per loro dolci, giochi, per iniziativa del Consiglio Comunale e del Lions Club. Una giornata all'insegna dell'attenzione, dell'allegria, dell'affetto per i più piccoli, ha detto il Presidente del Consiglio Comunale Anassati. Intanto l'amministrazione di Catania ha consegnato in diverse zone della città 6 nuove bambinopoli, sono delle aree di gioco pubblico a disposizione dei più piccoli e delle famiglie. Anche in Sicilia quindi è arrivata la Befana, siamo stati a Siracusa dove prima dell'ondata di violento maltempo della tromba d'aria con la sua scopa la vecchietta si è schiantata contro una chiesa. A salvarla i vigili del fuoco che hanno allestito uno spettacolare villaggio dei pompieri in Piazza Duomo. Torniamo con Francesco Aloi. È giorno e non c'è il cammino, ma lei arriva lo stesso. A Siracusa ha scelto il cuore della città, Piazza Duomo. Forse un difetto al navigatore, forse non conosceva bene la zona. La Befana si è schiantata contro una chiesa, ma è stata subito soccorsa dai vigili del fuoco. Sì, abbiamo salvato la Befana, ci ha chiamato, si era schiantata sul tetto dell'abbadia e l'abbiamo salvata. Lunedì si torna a scuola e così i bambini ne approfittano per le ultime ore di divertimento. Di lei, vigile del fuoco, porta sua figlia qui a far conoscere il suo lavoro. Sì, ma lei lo conosce benissimo, non è la prima volta che viene qua. La gioia di incontrare la Befana, ma anche la possibilità di conoscere più da vicino la missione dei vigili del fuoco. Cosa racconterai ai compagnetti quando tornerai a scuola? Ho fatto un'esperienza molto bella e voglio diventare pompiere da grande. Da grande voglio fare l'ingegnere dei vigili del fuoco. Quindi già hai le idee chiare? Sì, molto. Archiviate le lunghe tavolate con parenti e amici, tra dolcetti, carbone e allegria, l'Epifania, tutte le feste porta via. Tutto questo a Siracusa, ripetiamo, prima naturalmente dell'ondata violenta di maltempo, pioggia, grandine e anche una tromba d'aria. Il fascino dei presepi rimane senza tempo, oltre 2000 persone ad Agira per la rappresentazione della Natività nel castello medievale. Il servizio è di Tonino De Mana. 33 edizioni da prima nel 1989 non sentirle. Il presepe vivente di Agira è ormai un appuntamento fisso del Natale dopo aver varcato i confini locali per diventare una manifestazione di carattere nazionale inserita anche nelle kermesse di pregio della regione siciliana. Originali costumi, l'atmosfera creata dall'oscurità dei luoghi illuminati solo da lumi a petrolio e torce a vento e le suggestioni regalate dalle scene rappresentate. Migliaia di turisti che hanno passato la notte di Natale ad Agira mischiati tra oltre 150 figuranti e diventando attori e spettatori in un unico evento fortemente voluto dall'ideatore Nicola Gagliardi. Il bue, l'asino, l'agnellino, la rappresentazione degli antichi mestieri hanno richiamato l'attenzione di grandi e piccoli in una Betlemme incantata e rappresentata nel castello medievale. È qui che in una grotta, come tradizione vuole, che avviene la rappresentazione della Natività e l'arrivo dei Re Magi guidati dall'immancabile Stella Cometa. Poi il tradizionale scambio di auguri con la gioia di aver assistito ad un evento davanti a 2000 persone che ha scaldato il cuore e l'anima, riportando tutto ad una dimensione di umanità sbarrita. Facciamo una breve pausa, tra poco lo sport con il calcio di Catania e Messina e la pallavolo. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Catania comincia il suo girone di ritorno in casa del Crotone. L'obiettivo è dare seguito alla prestazione e al risultato di Benevento. Marco Carli. Concretezza, quella che Lucarelli chiede al Catania in vista della partita di Crotone. Esattamente ciò che è successo a Benevento nell'ultima del 2023, dove gli etnei, agevolati anche dalle nefandezze dei padroni di casa, con i campani ridotti in 9, hanno saputo trovare agevolmente la porta avversaria. Allo Scida, senza tifosi rossazzurri, sarà una partita delicata. I calabresi, reduci dalla sconfitta interna con l'Avellino, non attraversano un gran momento e sono privi di Tumminello squalificato. Per noi è un altro test importante e quindi mi attendo sicuramente un'altra prova d'orgoglio della squadra.
Celli e Costantino sono a disposizione. Lucarelli non dovrebbe rischiare i nuovi dall'inizio, tranne forse Welbeck, confermata la difesa 3. L'allenatore ribadisce quanto sia difficile trovare un giocatore da Catania. Database, abbiamo dei nomi, abbiamo Biondo, per dire ce n'è 1000, no? Ne individuiamo 1000, Biondo, ne rimane 600. Occhi azzurri, rimane. Poi l'ultima parolina, da Catania, crolla. 1/2, massimo 3 se siamo più fortunati. Un po' allenatore, un po' manager, con il rapporto con Grella già solido. Lucarelli in vista di Crotone del prosieguo del campionato si vede così. Ho sempre portato avanti, sempre cercato di essere un sarto che a secondo delle caratteristiche dei giocatori cerca di cucire un abito su misura e in maniera anche meticolosa. Domani, con inizio alle 14, la Messina riceve al Franco Scoglio l'Audace Cerignola, ottava forza del campionato di Serie C, prima convocazione per il neoacquisto Marco Rosafio. Sergio Colosi. Avversario e classifica meritano massima concentrazione nel primo appuntamento del 2024, che segna anche l'avvio del girone di ritorno. Al Franco Scoglio, ospite del Messina, c'è l'Audace Cerignola, ottava con 9 punti in più dei giallorossi e che sgomita per garantirsi un posto nei play-off dove la concorrenza è alta. La squadra di Motica ha chiuso l'andata con 4 risultati utili di fila, ma è in piena zona play-out e non può distrarsi, aspettando novità da un mercato che fin qui ha regalato soltanto il prestito secco dell'ala destra Marco Rosafio. La voglia di ritornare dove veramente sono stato bene era insomma la principale. Poi sicuramente il mister, il direttore, il presidente, il fatto di aver già lavorato con loro mi metteva comunque ulteriore tranquillità, serenità, sapere già cosa richiede un allenatore, perché comunque spostarsi a gennaio non è mai facile, entrare in una squadra magari con un allenatore nuovo e riadattarsi, capire tutto, insomma il modo di giocare non è mai facile. Ho voluto comunque fare questa scelta perché anche per me stesso, perché ho bisogno di far bene, ho bisogno di sentirmi vivo. Prima presenza per Rosafio, tornato a Messina dopo 6 anni. Per il resto problemi di formazione per il tecnico Modica, che recupera Plescia, anche se Ortisi ed Emmausso hanno lavorato poco in settimana. Adesso la pallavolo, partita decisiva nella Superlega domani per la Saturnia, che gioca fuori casa contro i laziali di Cisterna e serve vincere per alimentare le speranze salvezza. Marco Carli. Una partita da vincere per il morale, per la classifica, perché il successo manca da un girone. Esattamente dall'andata con Cisterna, la stessa squadra che la Farm Italia Saturnia Catania affronterà domenica alle 20 nel palazzetto della città laziale. Decima 10 punti contro 12ª 4, 2 dirette concorrenti per la corsa alla salvezza della Superlega. La prima partita del 2024 è dunque un evento cruciale per i biancoblù, che vogliono replicare il risultato dell'andata 3-1 per gli etnei. Proprio in settimana è arrivato il cambio in panchina, Giuseppe Bu ha preso il posto di Cesar Silva. Nel corso di preview, l'anteprima sportiva in onda il venerdì su Telecolor, il nuovo tecnico ha sottolineato l'importanza della posta in palio. L'importanza della partita, siamo consapevoli che un risultato positivo riaprirebbe tutto il discorso salvezza, quindi siamo pronti. L'allenatore dei biancoblù potrà contare anche sul recupero del palleggiatore Orduna e del posto 4 Randazzo. Nella mia squadra in questo momento confido nella reazione di un gruppo che vuole dimostrare a tutti che non è quello che magari si può pensare, di un gruppo che è ancora vivo, di un gruppo che ha voglia di lottare fino all'ultimo. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi e ancora buona giornata di festa.